Sono trascorsi 30 anni da quella strage e la verità ancora oggi non c'è. Un boato assordante che ancora rimbomba nella mente e nella memoria degli onesti di quella società civile che chiede a gran voce che si faccia giustizia. Via D'Amelio è non solo il luogo dove Paolo Borsellino quella domenica pomeriggio del 19 luglio del 1992 si recò per far visita a sua madre, ma anche il luogo simbolo di un mistero italiano, uno dei tanti come Ustica ed altre stragi impunite che hanno insanguinato l'Italia. La morte di Paolo Borsellino è lo spartiacque fra il prima e il dopo la trattativa dello Stato con Cosa Nostra. Prima ci sono state le stragi, dopo il silenzio che ha sigillato la Pax mafiosa. Paolo Borsellino, a distanza di 57 giorni dall'attentato fatto a Giovanni Falcone, è stato l'ultimo magistrato, acerrimo nemico della mafia, ad essere assassinato dalla mafia. Un massacro che incredibilmente sembrò avere quasi subito dei colpevoli. Infatti una falsa soffiata indicò la pista per arrivare a un mafiosetto di quartiere, tale Vincenzo Scarantino, che finì per autoaccusarsi e fare nomi di 7 complici. Per rendere credibile la confessione, Scarantino mescolò un sacco di menzogne a molte verità, che trovarono riscontro nelle indagini e il caso fu chiuso. Ma la verità col tempo venne a galla, la soffiata, la confessione del pentito, i riscontri, tutto falso, un colossale depistaggio che ha tratto la giurisprudenza in inganno, un inganno durato 15 anni, prima che, grazie alla confessione di pentiti veri come Gaspare Spatuzzo e Fabio Tranchina, si cominciasse a intravedere la verità vera, ribaltando di fatto completamente la situazione. 30 anni di bugie e silenzi. Il depistaggio ci fu, ha detto la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, anche se ormai è prescritto, e per la prima volta sono stati ritenuti responsabili uomini dello Stato per il mancato accertamento della verità.